La sera di quello stesso giorno, che era il primo della settimana, mentre le porte del luogo in cui si trovavano i discepoli erano chiuse per timore dei giudei, Gesù venne e si presentò in mezzo a loro e disse: pace a voi. E detto questo mostrò loro le mani e il costato. I discepoli dunque, veduto il Signore, si rallegrarono. Allora Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre mi ha mandato, anch'io mando voi. Detto questo, soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Benvenuti a tutti noi che siamo in sala, a coloro che ci seguono da casa, in questo giorno in cui tutta la cristianità ricorda la risurrezione del nostro Signore. Ho voluto introdurre questa domenica partendo dall'episodio in cui Gesù, in questo stesso giorno, la sera del giorno in quale egli risuscitò, apparve ai discepoli e disse: pace a voi. E facendo alcune riflessioni su questo pace a voi, non lo so, forse mi è venuto in mente, ma magari Gesù ha voluto dire pace a voi, ha voluto augurare la pace ai suoi discepoli perché magari, essendosi incarnato e avendo vissuto in mezzo a noi e con la condizione di noi gli esseri umani, questa pace
forse l'aveva un po' smarrita, ma forse non è quello proprio il senso. Però secondo me Gesù dice anche pace a voi ai discepoli, perché in un certo senso anticipa quello che poi sarà il regno del Padre, quando i suoi discepoli, tutti noi, chi crede in lui, sarà nel regno di suo Padre e sarà appunto in pace. E quindi disse pace a voi. E andando avanti al versetto 20 di Giovanni, al capitolo 20, Giovanni sottolinea questo: i discepoli dunque, veduto il Signore, si rallegrarono. Io mi sono chiesto, ma che significa si rallegrarono? Che cosa vuol dire? Perché se io devo analizzare questa parola, vedo qualcuno che è morto, che era morto, loro hanno visto che era morto, lo vedo di nuovo, non è che mi rallegro, la prima impressione di me essere umano, mi spavento più che altro, no? Però qua l'Evangelista ci dice si rallegrarono, e allora magari, non so, hanno avuto qualche manifestazione anche di giubilo, di allegria, pacche sulle spalle, sorrisi, abbracci, sicuramente. Però che significa si rallegrarono? E allora ho fatto un po' di considerazioni. Nell'Antico Testamento si trova spesso il concetto del timore di Dio, avere timore di Dio, che non è quello che intendiamo oggi avere paura, non è avere paura di Dio. Il popolo ebraico aveva timore di Dio perché lo rispettava, camminava nella sua legge e sapeva che era il Dio al quale in ogni momento essi potevano rivolgersi, avevano timore. Nell'Antico Testamento, nel Nuovo Testamento, questo timore di Dio è un po' trasformato e viene un po' sostituito dal dono, ce lo dice anche Gesù dopo, successivamente, dello Spirito Santo. Allora io immagino questi discepoli che, avendo il timore di Dio, conseguenti dalle leggi di Mosè, e avendo ricevuto lo Spirito Santo, si rallegrarono, nel senso che divennero consapevoli. Erano consapevoli di quello che adesso loro stavano vivendo, ed erano consapevoli che colui che si trovava lì davanti a loro in quel momento era Gesù Cristo, anche se non l'avevano riconosciuto, perché probabilmente, sicuramente, era passato attraverso la gloria del Padre, aveva un corpo trasfigurato, non era più quello che magari conoscevano loro, per cui lui gli fece vedere i palmi delle mani e il costato, perché riconoscessero che fosse lui. E allora in questo senso si rallegrarono, secondo me, perché loro erano consapevoli di quello che stavano vivendo. Lo stesso Salmo 22, che è un salmo che tutti conosciamo ed è abbastanza, insomma, ci rende l'idea del giorno che stiamo vivendo anche adesso. Al versetto 21 e 22 dice così: io annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. O voi che temete il Signore, lodatelo, voi tutti discendenti di Giacobbe, glorificatelo. È un salmo questo scritto probabilmente da Davide, la tradizione ci dice che è scritto da Davide, non abbiamo altri elementi che ci fanno pensare il contrario. E in un giorno come questo, anche se per noi Cristo è risorto una volta per sempre, ma lo vogliamo ricordare, vogliamo che l'Assemblea oggi particolarmente lodi il Signore e ci porti attraverso la lode alla sua presenza, affinché lo Spirito Santo possa diffondersi in mezzo a noi. E lo vogliamo fare con l'aiuto dei nostri fratelli che ci accompagnano nella preghiera.
eterno, della salvezza in Cristo, morto per noi, risorto. Questa risurrezione che ci rende vincitori, ma soprattutto ci rende liberi, Signore. Grazie per questa libertà che ci hai concesso, la libertà di avere una relazione con te, di essere liberati dalle nostre catene, di essere messi nelle condizioni di poterti seguire, Signore, di poterti servire te, servire il prossimo, Signore. Questa salvezza che tu ci hai concesso ci mette nelle condizioni di avere le mani libere per edificare il tuo regno, Signore. Ti ringraziamo per questo privilegio, grazie perché non solo ci hai salvati, ma ci hai resi parte della tua famiglia, del tuo popolo, Signore. Noi vogliamo lodarti per questo, lo facciamo nel nome potente di Gesù. Amen. Gloria a te, o Signore, perché tu sei risorto e sei asceso al cielo. Sia benedetto il tuo nome, Signore, perché tu mostri ogni giorno a chi vuol vedere la tua potenza, Signore, la tua resurrezione, la tua potenza, la certezza della nostra salvezza se crediamo in te, se abbiamo chiesto perdono dei nostri peccati, perché tutti ne abbiamo commessi, Signore. Se noi abbiamo fatto questo passo, noi possiamo godere della tua gloria e possiamo cambiare veramente la nostra vita, possiamo veramente vivere quella che è la conversione. Lode a te, o Signore, perché sei risorto e sei il presupposto di tutte queste cose. Sia gloria al tuo nome. Amen. Amen. È bello celebrare il Signore e cantare le tue lodi, o Altissimo, proclamare al mattino la tua bontà e la tua fedeltà ogni notte, sulla lira 10 corde, sulla cetra, con la melodia dell'arpa, poiché tu mi hai rallegrato con le tue meraviglie, Signore. Io canto di gioia per le opere delle tue mani, come sono grandi le tue opere, o Signore. Padre, grazie veramente con tutto il cuore. Sei un Dio grande, sei un Dio fedele, sei un Dio unico, Signore, sei un Dio vivente e vero, colui che crede, sei il nostro Dio in cui abbiamo riposto la nostra fiducia. E oggi ti vogliamo esaltare, ti vogliamo benedire per la tua grandezza, per la tua fedeltà, per la tua maestà, per la tua santità, Signore. Grazie perché non sei rimasto su quella croce, ma sei risorto e vivi di nuovo attraverso lo Spirito Santo. Per cui ci rallegriamo questa mattina in te e ti adoriamo. Amen. Signore Padre Santo e Onnipotente, voglia tu accogliere le preghiere e le lodi che quest'oggi la tua Chiesa ti rivolge. Grazie, caro Padre, perché attraverso il sacrificio del tuo Figlio hai dato a noi la possibilità di essere chiamati figli tuoi e fratelli in Cristo. Amen. Salmo 22, versetti 9 e 10. Sì, tu mi hai tratto dal grembo materno, mi hai fatto riposare fiducioso sulle mammelle di mia madre. A te fui affidato fin dalla mia nascita, tu sei il mio Dio fin dal grembo di mia madre.
Questi 2 versetti danno il senso della nostra appartenenza a Dio. Il concetto che Egli ci conosca fin dal grembo di nostra madre ritorna spesso nella Bibbia e in un certo senso non è solo il salmista che vuole ribadire che Egli appartiene a Dio fin dalla nascita, come detto, ma vale secondo me anche il contrario. Cioè Dio ci dice attraverso le parole del salmista che ognuno di noi è conosciuto ben prima di nascere e che solo Lui è il nostro Dio. Attraverso allora il prossimo canto scopriamo quello che Dio pensa di ognuno di noi. Amen. Libertà ora ho perché mi riscatto. Vivevo in schiavitù, ma Gesù morì. Sì, per me morì. Chi Lui libera, libero sarà. Sono figlio suo, se è così. Nella casa sua per me posto c'è. Sono figlio suo, se è così. Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me. Mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me. Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me. Mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me. Che Dio dice di me. Lui libera, libero sarà. Sono figlio suo, se è così. Nella casa sua per me posto c'è. Sono figlio suo, se è così. Nella casa sua per me posto c'è. Sono figlio suo, se è così. Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me. Mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me. Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me. Mi sostiene, credo a quello
Signore, grazie per questo momento, grazie di averci dato la possibilità anche oggi di essere qui davanti a te. Voglia tu illuminare le menti e i cuori di coloro e di tutti noi che adesso ascolteranno il messaggio del fratello Gaetano, a cui lascio la parola. Grazie. Buona Pasqua. E buona Pasqua anche a voi che ci seguite da altre parti d'Italia. E sicuramente Gesù avrà detto Shalom Lechem. Questo sarebbe stato il suo saluto quando ha incontrato i discepoli e tutti gli altri che erano con loro. Noi abbiamo nella nostra testa che là in quella stanza c'erano soltanto 11, anzi no, poi mancava pure Tommaso, insomma, sempre un po' di meno, No, e insieme a Gesù c'erano altri e c'erano, i Vangeli ci lasciano comprendere che attorno a Gesù c'erano tante persone che noi difficilmente immaginiamo. Ci concentriamo sempre sui nomi, sulle poche persone e non riusciamo a pensare che intorno a Gesù c'erano altre persone. A volte abbiamo difficoltà ad allargare il nostro orizzonte. Sì, buona Pasqua, perché è importante che noi possiamo pensare e riflettere su questo momento della necessità personale di ognuno di noi e sulla necessità di senso che ha il mondo intero. La Pasqua significava andare oltre, la Pasqua significava andare oltre una difficoltà, oltre un momento che era difficile ed è stato, ci sono stati tanti momenti simbolici nell'Antico Testamento e poi c'è l'ultimo che è quello del nostro Signore. Volevo leggere con voi il testo di Giovanni 20, un paio di versetti li ha anticipati il fratello. Così ci concentriamo su un po' di particolari di questo testo che vorrei metterli in evidenza con voi. Il primo giorno della settimana, sto leggendo da Giovanni 20, il primo giorno della settimana, la mattina presto, mentre era ancora buio, Maria Maddalena andò al sepolcro e vide la pietra tolta dal sepolcro. Allora corse verso Simon Pietro e l'altro discepolo che Gesù amava e disse loro: hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano messo. Pietro e l'altro discepolo uscirono dunque e si avviarono al sepolcro. I due correvano assieme, ma l'altro discepolo corse più veloce, perché era anche più giovane, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse primo al sepolcro. E chinato si vide le fasce per terra, ma non entrò, un grande segno di rispetto. Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e vide le fasce per terra e il sudario che era stato sul capo di Gesù, non per terra con le fasce, ma piegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Perché non avevano ancora capito le scritture, secondo la quale egli doveva risuscitare dai morti. I discepoli dunque se ne tornarono a casa. È tipico del Vangelo di Giovanni che mentre lui scrive a volte fa i suoi commentari. È un commentario che lui fa su questo momento è che lui vide e credette, ma gli altri no, l'abbiamo detto altre volte. Nel racconto di Luca 24 viene detto che gli altri discepoli non crederono, non credettero. Che lingua è? Scusate. Vabbè.
c'ho un mix tra siciliano, vabbè, ok. Quindi non credettero, ma lui sottolinea giustamente che lui invece credette, forse aveva un po' più memoria degli altri. Quindi i discepoli se ne tornarono a casa. Versetto 11, Maria invece se ne stava fuori vicino al sepolcro a piangere. Mentre piangeva, si chinò a guardare dentro il sepolcro ed ecco vide due angeli vestiti di bianco, seduti uno a capo e l'altro ai piedi, lì dove era stato il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: Donna, perché piangi? Ella rispose loro: perché hanno tolto, cioè portato via, il mio Signore e non so dove l'abbiano deposto. Detto questo si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Gesù le disse: Donna, perché piangi? Chi cerchi? Ella, pensando che fosse l'ortolano, gli disse: Signore, se tu l'hai portato via, dimmi dove l'hai deposto e io lo prenderò. Gesù le disse: Maria. Mariam. Ella, voltatosi, gli disse in ebraico Rabuni, che vuol dire maestro, ma è anche in questa parola c'è anche il pronome possessivo, mio maestro, cioè l'aggettivo possessivo mio maestro, perché la I finale nell'ebraico è l'aggettivo possessivo. Quindi risponde mio maestro. Rileggo il testo così com'è. Gesù disse Maria, e la voltatosi gli disse in ebraico Rabuni, che vuol dire maestro. Gesù le disse: non trattenermi, perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro: io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e al Dio vostro. Maria Maddalena andò ad annunciare ai discepoli che aveva visto il Signore e che egli le aveva detto queste cose. Ci fermiamo qui con la lettura. I discepoli, i maschi, erano a Betania un buon numero, ma erano occupati da tante cose. Forse erano anche occupati da qualche senso di colpa, perché verso la fine del Vangelo di Matteo c'è scritto che tutti i discepoli l'abbandonarono. E quindi sentire dire che Gesù è risorto è uno specchio potente, è un annuncio che li sconvolge parecchio, non soltanto perché si trovano davanti alla resurrezione in quanto tale. Salvatore, mi pare, vero? Sì, ha detto poco fa, si rallegrarono. È bello, ma poi ci sono degli atteggiamenti, è troppo bello per essere vero, successivamente, talché lo prendono come uno spirito, cioè e il Signore, per mostrare che non era uno spirito, ha chiesto loro di dargli da mangiare. Quindi ci sono questi momenti, sì, di gioia, come abbiamo sentito giustamente, ma ci sono delle difficoltà. I racconti intorno alla risurrezione sono straordinari per un altro profilo. E a me piace sottolineare questo, perché, e qua, signore, ragazze, abbiate il vostro spazio totale, è perché il Signore si interfaccia molto con le donne. Perché il cervello delle donne è costruito in modo diverso dal nostro. E il nostro modo di funzionare al maschile è diverso dal funzionamento femminile. Prima della croce Gesù parla alle donne, maschi non ce n'erano, c'è soltanto Simeone che piglia a un certo punto la croce, c'è sempre qualcuno di eccellenza importante, ma non sappiamo quello che si sono detti, non viene detto dai Vangeli. C'è invece Gesù che dice alle donne: donne, non piangete per me, piangete per voi stesse, piangete per Gerusalemme. Abbiate una presa di coscienza di voi stessi nella situazione in cui vi trovate. E poi
Avrei voluto farvi la domanda prima di iniziare la predicazione. Quali sono state le prime parole di Gesù risorto? Un'altra domanda è: che ha fatto Gesù per farsi riconoscere dopo che è risorto? Alcune cose le abbiamo già sentito. Ma c'è questa domanda: quali sono le prime parole di Gesù risorto? Sono delle parole straordinarie e importanti. Donna, perché piangi? Donna, chi cerchi? C'è questa sensibilità spesso maggiore nelle donne di questa percezione e ricerca del senso della vita, la ricerca di senso. E la spiritualità che incontriamo nella scrittura risponde alla nostra ricerca di senso. Le domande che ci si fa dal punto di vista esistenziale e filosofico sono: chi sono, dove vado, perché faccio quello che faccio, me ne manca uno, da dove vengo, dove vado. Cioè, sono queste le domande, ma dal punto di vista psicologico ci sono 3 domande molto importanti: chi sono, chi è l'altro per me e quale posto nel mondo. E il nostro cervello è fabbricato per avere ed elaborare il trascendentale nella nostra vita. Noi siamo costruiti per avere un contatto con la spiritualità, con l'eternità. La Bibbia ci dà le risposte. Mi avete sentito dire spesso: ha messo in noi il pensiero dell'eternità. È l'unica dimensione che ci sconvolge, perché non abbiamo una risposta. Il nostro inconscio sa che siamo immortali. Il nostro cosciente incontra la mortalità. Si fanno i funerali, ma il nostro inconscio sa che siamo immortali e cerca una risposta. E il Dio della Bibbia si rivela come l'Iddio eterno. Ascolta Mosè, io sono il padre di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Una forchetta di tempo enorme per dire: e adesso sono qui. E gli si rivela con un nome che significa: io ero, io sono, io sarò. E se arriviamo a Cristo, Cristo è il ponte che ci mette in collegamento tra l'inarrivabile, l'inaccessibile e la vita nostra. E la cosa bella è che quando gli altri hanno avuto difficoltà, abbiamo detto c'è sempre un'eccezione, c'è un Simone che aiuta a portare la croce a Gesù, quindi un uomo di valore, c'è un Giovanni che vide e crede. Gli altri, insomma, se erano come me, dobbiamo vedere prima se è vero o no, no? Ma ci sono le donne, e sono contento di poterlo affermare, proprio per la loro costruzione, proprio perché sono anche portatrici della vita, di questa realtà, di questa particolarità, si trovano vicino a Gesù prima della croce e dopo la croce. Loro partono per andare a chiudere un cerchio che è il cerchio della morte, della sepoltura, per aprirsi alla vita. E sono sconvolte, perché la pietra è rotolata e perché arrivano e non c'è nessuno. E la prima cosa che possono pensare umanamente è: qualcuno se l'è portato via, qualcuno ce l'è rubato. Si pensa in modo umano, e Maria Maddalena è una che pensa in modo umano. Gli altri, se non possono pensare, perlomeno sono sconvolti e perplessi. Ma il primo annuncio che gli angeli danno alle donne, sempre alle donne, riportato da Luca, è: perché cercate il vivente tra i morti? È un elettroshock. Qui nel posto dei morti ci sono morti, e uno che vive non sta qui. Non si abita nei cimiteri, a meno che non c'è qualche problema di carattere psicologico.
o a meno che non si va a far vivere nella memoria chi non c'è più. Perché si vive dopo la nostra morte, ma nella memoria. Anche questa è la memoria. Questo è il simbolo di Cristo vivente, che i nostri occhi non vedono, ma la memoria, il memoriale. Il sepolcro, ho scoperto leggendo il testo greco, che è chiamato il memoriale. Là c'è una pietra che ci ricorda chi c'è. Per questo si fanno i monumenti, per questo si fanno dei segni per ricordare che lì c'è qualcuno. E quando non è un posto di cimitero si mettono comunque delle pietre con una croce, con un segno, con un simbolo, per ricordare che c'era una vita e questa vita faceva parte dell'umanità e noi la ricordiamo. Quindi le donne sono lì per chiudere un ciclo, per chiudere un momento e poi aprirsi alla vita. Qualsiasi lutto, se è elaborato per andare alla vita. Molte volte le persone che non hanno potuto elaborare un lutto sono lì, in quel momento. È come se girano intorno a se stesse. Hanno bisogno di elaborare il lutto perché l'ultima fase del lutto è andare verso la vita. Le donne hanno bisogno, come la società stessa, anche gli uomini, che le cose fossero definite, chiuse per un momento, in modo che adesso si può andare alla vita. Sentendo un po' le tradizioni da cui vengo, si chiudeva così. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, sia nelle cure e anche nel dopo delle cure, quando la persona non c'era più. Si tirava questo sospiro di sollievo, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. E questo sospiro le donne questa volta non lo possono dare, nemmeno gli uomini dopo le donne. Perché le donne facevano qualcosa che era tradizionale di fare e poi gli uomini magari passavano, ecco, è stato fatto tutto quello che dovevano fare, loro l'hanno fatto ovviamente. Loro sono qui in questo punto di blocco. Il Signore ha già fatto qualcosa. Ci sono già 2 angeli che dicono il vivente non è tra i morti. Ma adesso c'è qualcosa di interessante che parte da un incontro particolare. Nelle scritture Gesù annuncia in Giovanni 10 che le mie pecore conoscono la mia voce. Tutti noi, a me ne parlo da uomo marito e da uomo anche figlio, partiamo da figlio, no? Quando sentivo mia madre, a secondo del tono già potevo interpretare che cosa voleva dirmi. E poi a seconda se mi chiamava Gaetano, Tano, Tanuzzo, Tanino. Se era Gaetano era il richiamo diplomatico, e ragazzi. Oppure Tano, era così. Quindi, poi anche con la mia signora, ovviamente, ci sono dei modi, tutte le coppie hanno dei codici, delle modalità di chiamarsi l'un l'altro, che è soltanto per loro. E mi raccomando, non rivelatelo a nessuno, è soltanto il vostro codice. E il vostro, quando vi chiama lei o quando vi chiama lui, sapete che vi sta chiamando, anche al telefono. E sapete anche già che stato d'animo c'è dall'altra parte. Ora non è una meraviglia che Gesù dice le mie pecore conoscono la mia voce. Non è una meraviglia che quando tu hai potuto percepire la presenza di Cristo nella tua vita attraverso il perdono che ci ha dato, e questo vivere, e questo diventare il Tempio dello Spirito Santo nel nostro corpo, quindi la vicinanza è molto, molto vicina, allora noi possiamo capire e sentire. Ma nel caso di Maria Maddalena, la voce di Gesù l'ha sentita dal vivo.
La voce nei Vangeli è qualcosa di straordinario. Quando chiedono a Giovanni Battista chi sei, lui si identifica con la voce di uno che già sta parlando dove non ci sono suoni, ma la parola è presente. Perché in ebraico deserto è midbar, che significa nella parola. Dove c'è il silenzio c'è anche la parola. Gesù è nel deserto, la parola è nel deserto e lui è la voce che sta annunciando colui che è nel deserto. Là dove c'è il silenzio, ma dove esiste la parola che verrà adesso ad annunciare in quanto logos, in quanto discorso, in quanto parola vivente per ognuno di noi. Adesso torniamo a Maria. Prima di Gesù ci sono altri due che fanno la stessa domanda. Abbiamo detto sempre che le domande fanno uscire il cervello dalle emozioni, perché le emozioni ti bloccano, le emozioni non sono cattive, non pensate a qualcosa che non ho detto. Le emozioni e i sentimenti sono fondamentali nella nostra vita, dobbiamo ascoltarli sempre. Sono costruiti dentro di noi già prima di nascere. I nostri sentimenti e le nostre emozioni ci dicono chi siamo e cosa viviamo in quel momento. E c'è Maria Maddalena che è dentro un momento di emozioni forte. Gli altri sono tornati a casa, ma lei è lì. Non può finire così, non può essere così. Spera l'inisperabile. Che ci fai ancora lì a piangere? Ma c'è bisogno questa elaborazione, questo inizio di elaborazione di lutto. E la prima fase di un'elaborazione di lutto è: non è possibile, con tutti i nessi e connessi. Non è possibile. E lei ha bisogno di esternare il suo dolore, il suo abbandono. È stata accennata a questa appartenenza. Silvana ha pregato che facciamo parte della tua famiglia. Grazie Signore perché facciamo parte della tua famiglia. Ma qua c'è adesso un abbandono. C'è il Maestro che mi ha fatto tanto bene, che ha risollevato la mia vita, che ha fatto incontrare me in una dimensione nuova, in una dimensione santa, in una dimensione di vita degna di essere vissuta, e adesso non c'è più. E si parte con questo. Si è dentro i propri sentimenti, si è dentro il proprio dolore. E arriva una prima domanda. Donna, perché piangi? È interessante. Due angeli che sono interessati allo stato di emozione, allo stato emotivo della persona, allo stato emozionale della persona. 50 anni fa non era così, nemmeno fra di noi. Oggi le emozioni vengono prese in considerazione, oggi i sentimenti vengono presi in considerazione, ma 50 anni fa si doveva essere duri e puri, non si doveva piangere. Tu ragazzino non sei come una femminuccia, già razzismo totale. Tu sei un uomo, tu sei una donnina, tu sei un ometto, quindi niente lacrime. Allora le ingoiavi e andava a implodere dentro di te e saltare per aria. Adesso si è imparata a esternare le emozioni. Maria Maddalena le esterna le emozioni con molta coerenza. È lì, si trova dove ci sono le sue lacrime, dove c'è il suo dolore, lei è lì. E gli angeli, che sono dei messaggeri, dei postini, meglio dei messaggeri, la incontrano proprio lì. Ma per lei hanno una domanda: perché piangi? E queste domande cominciano a far uscire lei dalle emozioni e per mettere in moto un'altra parte del nostro cervello, che è quella della ragione. Si gira e vede un altro, ma non lo riconosce.
Quando abbiamo gli occhi pieni di lacrime, difficilmente riconosciamo altre cose. La nostra visione è un pochettino, come si dice, offuscata. Gli occhi ci sono, ma vediamo male. Non vediamo almeno la realtà. Ovviamente lei non può pensare che è lì il maestro, proprio accanto a lei, che le sta parlando. E cosa succede allora? Gesù ne fa due domande precise. Donna, perché piangi? Chi cerchi? E questa è una domanda in primis per Maria Maddalena, ma questa è una domanda sempre e comunque per noi. Chi cerchi? E lei dà spiegazioni. Dà le spiegazioni agli angeli e adesso parla con Gesù. Gesù non ha bisogno di fargli 1000 discorsi. Lei, quando nel versetto 15, quando Gesù gli dice: donna, perché piangi? Chi cerchi? Ella, pensando che fosse il giardiniere o l'ortolano, gli disse: Signore, se tu l'hai portato via, dimmi dove l'hai deposto e io lo prenderò. Il testo greco dice: io me lo caricherò di peso e me lo porto via. Deve essere una donna coi fiocchi, dai. Mamma mia. Io me lo vado a prendere. L'importante è che mi dici dov'è. E lei non ha bisogno di andare a prenderselo, perché Gesù non gli dà spiegazioni, la chiama. Mariam. In ebraico Miriam significa convinta, ostinata, testa dura, testarda, determinata, cioè tutto quello che ha a che fare con la determinazione di qualcosa che voglio raggiungere. E per questo è lei. Lei è esattamente il suo nome. Certo, ci sono anche tante donne che non si chiamano Miriam, ma siete lo stesso determinate, no? Convinte, e andate avanti. Questo appartiene alle signore. E quindi lui la chiama Maria, ed ella, voltatosi, gli disse in ebraico: Rabboni, maestro mio, eccoti. E qui c'è l'appartenenza, maestro mio. Noi abbiamo bisogno del legame di appartenenza. Dal punto di vista psicologico lo abbiamo con la madre per prima, poi l'abbiamo con il padre, poi l'abbiamo con il resto della famiglia. Dal punto di vista sociale siamo cittadini, c'è un quartiere, c'è una città, c'è un luogo di nascita, ci sono tutte queste cose qui, ma dal punto di vista spirituale noi abbiamo bisogno di questo legame di appartenenza, perché altrimenti siamo dei perduti, altrimenti siamo così. E finché ci sentiamo così, noi siamo degli abbandonati. Noi siamo dei rigettati, noi siamo delle persone ferite, noi siamo delle persone lontano, che cerchiamo una prossimità ma non la otteniamo o non la troviamo. E come si chiama Gesù in Isaia? Immanuel, e mette enfasi con noi Dio. Questa prossimità, questa risposta al bisogno di appartenenza. Nei Salmi, uno dei salmisti si esprime così: O Eterno, tu sei la mia parte in eterno. Noi piccolini, che diciamo, prendo questo non è un vaso di terra, è un vaso di plastica, comunque
Secondo Paolo siamo un bel vaso di terra, insomma, dove c'è l'eccellenza di Cristo, vabbè. Comunque, noi siamo questa piccola capacità, abbiamo una piccola portata, ma la piccola portata, sapete cosa dice a Dio? Tu sei la mia parte in eterno. È esatto, è scritto così, tranquilli. È la stessa cosa quando dite, quella è la mia chiesa, ma non vi portate né una sedia a casa, non vi portate nessun abbraccetto, forse la vostra signora o il vostro marito, e basta, è lì, non vi portate il tavolo, non vi portate niente, ma è la mia chiesa. Quella chiesa è parte di me e io appartengo a quel gruppo. E il Signore ci dà questa bontà, questa serenità di potergli dire, Signore, tu sei mio. Perché abbiamo bisogno di sentire dentro di noi questo senso di appartenenza e creare, fortificare in Cristo questo legame di appartenenza. Allora non siamo più dei perduti, non siamo più degli abbandonati. Perché tante testimonianze? Io ero perduto prima di incontrare il Signore. Perché? Perché ti mancava proprio il senso di appartenenza. Tu sei il mio Dio. Ma il senso, come è detto nel Salmo, è come se io ti contengo, ed è impossibile contenere Dio. Ma il Signore si lascia appropriarsi a noi, si lascia prendere in proprietà perché abbiamo bisogno di questo legame di appartenenza. E tutti abbiamo bisogno di un legame di appartenenza. Tutti ce l'abbiamo. A volte è stato mortificato, a volte è pieno di ferite questo legame, a volte è stato strapazzato, a volte è stato calpestato, a volte è pieno di dolore questo legame di appartenenza. E qui c'è Maria che risponde in mezzo alle lacrime, in mezzo allo smarrimento, a qualcuno che la chiama per nome. Solo Gesù la poteva chiamare così, o no? Come io posso pronunciare i vostri nomi solo io, a modo mio, e voi pronunciate il mio a modo vostro, solo Gesù la poteva chiamare così. E lei non è che perde. Vero o non è vero? Maestro mio. E a sottolineare l'appartenenza degli uni verso gli altri lo fa Gesù stesso. Mi piace questo Gesù, come dice Gaetano, è forte. Perché? Perché dice delle cose straordinarie. Le leggiamo qui. Gesù le disse, non trattenermi, quindi penso che l'ha abbracciato, perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro, vedete qua, vai a dire ai miei fratelli. Signori, sta parlando di noi. Ecco qui il ricrearsi di un nuovo legame di appartenenza, laddove a volte, spesso, non voglio essere assolutista di dire tutti, ma non so quanto ne mancherà dopo il 99,99 per essere tutti, ma tutti i legami di appartenenza sono intaccati. Non per forza da violenze fatte apposta, ma il fatto che il primo giorno che deve andare alla scuola materna non c'è nessuna violenza, eppure il bambino vive una sofferenza nel legame di appartenenza, perché deve imparare ad appartenere ad altri. E poi tutto il resto, lasciare il padre, la madre, insomma. Un po' complesso, no? Ma qua è interessante quello che Gesù dice. Incontra questi bisogni fondamentali della persona. Non sono salito ancora al Padre, ma vai a dire ai miei fratelli e di loro, io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e al Dio vostro. Ed è qui che Gesù si dichiara fratello nostro.
Ed è qui che Gesù ci assume nello stato di famiglia del Padre. Ed è qui che ci dà questo legame di appartenenza, ci dà questa famiglia, ci dà questa realtà che va a raggiungere uno dei bisogni fondamentali della nostra vita, qual è il mio posto nel mondo. E noi possiamo sentire questa appartenenza al Signore per mezzo dello Spirito Santo. Che poi, tra l'altro, quando Paolo afferma, non sapete voi che il vostro corpo, se volete vi potete toccare, vi potete mettere, non so, toccare così un attimo? Ce la fate? Sì, è proprio lì. Cioè, proprio quello dice, è il Tempio dello Spirito Santo. Vito lo fa, sono contento, eh? È proprio lì. I termini sono quelli, non è che sono altri, non sono simboleggiati. Là dove c'è più profondo di noi c'è lo Spirito Santo che ci viene a dire, ricordare, affermare le parole di Cristo. Questa è stata una promessa. Lui verrà al posto mio per ricordarvi e per dire le cose che vi ho detto, e affinché quando accadranno sappiate che io vi ho detto la verità. L'ho detto un po' a parole mie, ma più o meno il senso è questo. E qui Gesù ci introduce in quella che è la famiglia di Dio, come ha pregato Silvano. Ci introduce in quello che dobbiamo percepire e vivere come famiglia di Dio. Siamo ancora nell'imperfezione, non cominciate adesso. Se siamo la famiglia di Dio siamo perfetti, cioè scordatevelo. Quello si va dopo che si chiude la cassa, va bene? Poi alla perfezione, ma qui siamo una famiglia di Dio e dobbiamo accoglierci nella nostra umanità. Nell'amare il prossimo nostro come noi stessi. Ma nell'accogliere questo messaggio fondamentale che cura dentro di noi uno dei bisogni fondamentali, il bisogno di appartenenza. Da una parte c'è il bisogno di pace con Dio, del perdono di Dio che ci mette in pace con Lui, e Gesù ha già procurato tutto quello che c'era necessario. E dall'altra parte c'è il vivere, cioè inizi con Cristo e poi che fai? Devi vivere. E con chi ti senti famiglia? Con persone come te. E finché non potrai dire che sei perfetto, tutti gli altri non possono essere perfetti. E quindi siamo una famiglia in cammino, un gruppo di fratelli e sorelle in cammino, un gruppo di persone che cercano e tendono a migliorare se stessi per andare avanti. Un gruppo di persone che è chiamato ad accogliersi l'un l'altro così come siamo, ma con l'intento di migliorare giorno dopo giorno. Io non so quando è l'ultima volta che avete fatto la preghiera, Signore fammi più buono. Questa non è una preghiera per bambini, i bambini sono buoni già. Questa è una preghiera che dobbiamo imparare noi grandi. Signore fammi più buono. I bambini forse ancora devono capire il concetto di buono o cattivo. E noi a 2 anni prega il Signore e digli fammi più buono. E il bambino, Signore fammi più buono. E non sa nemmeno che cos'è il buono o il cattivo, il bene e il male. Noi ci abbiamo bisogno di questa preghiera. Noi che lo sappiamo che cos'è fare bene e fare male. Noi abbiamo bisogno di questa preghiera. E lo dico perché abbiamo questo privilegio. C'è questo primo messaggio affidato a una donna, a Maria Maddalena: vai a dire ai miei fratelli che io vado al Padre vostro e al Padre mio, e che vado al Dio mio e al Dio vostro. È un incontro che apre 2 cammini, esattamente così. C'è un incontro straordinario. Mi serve una picciotta. Lei, vieni qua, dai. Che ti va? Vieni qua, dai. Non è che ti sembra bello come Gesù, quindi ci accontentiamo, dai. Ma tu sei molto più bella, vieni. Allora,
c'è un incontro tra Gesù, non prendetemi per Gesù, cioè prendete una cantonata enorme, quindi fra Gesù e Maria Gioia, ok? Maria Gioia. Allora, da questo incontro sublime, importante, esistenziale, metteteci tutto quello che volete, di identità, di identificazione. Perché quando la chiama per nome, Maria già prende identità e si identifica. Da qui in poi 2 cammini. Gesù che va verso il Padre, forse ci voleva un maschietto, io faccio vieni qua tu, va. No, che fai? Tu fai, devi essere sempre Maria Gioia. Cioè, va bene. Cioè, ecco, vieni, no, da questa parte. Allora, io, vabbè, ci penso io a separarvi. Vi volete bene? Sì. Questa è la Chiesa, vedete già, mi è piaciuta questa risposta. Vabbè, allora, Gesù da questo incontro, un po' incontro, ecco, non troppo, perché Gesù gli ha detto non trattenermi perché io devo andare in viaggio. Allora, da questo incontro ci sono 2 movimenti che si iscrivono. Un movimento è quello di Gesù verso il Padre, ma ritornerà, perché in quell'occasione dirà: vi rincontrerò, ed è scritto 5 volte nei Vangeli, e Gesù l'ha fatto, perché è uno di parola. Quindi lui va per quello che deve fare, per questo incontro, possiamo dire, cosmico, spirituale, vabbè, i termini ci mancano, ma questo è. E lei, da questo incontro, prende un'altra direzione. Potete andare a sedere. E la direzione è di andare a dire ai fratelli di Gesù, che ci sono anche le sorelle di Gesù. Tra l'altro lo stava dicendo una rappresentante delle sorelle di Gesù. Cioè, perché sottolineo molto queste cose? Perché spesso la Chiesa è misogina, disprezza le donne. E io le sottolineo queste cose, perché Gesù ha preso proprio una donna alla faccia degli uomini che se ne sono andati in fuga, per essere colei che è andata ad angelizzare, così è il termine greco, ad angelizzare i discepoli. Quindi Maria Maddalena diventa angelo che va a portare le notizie. Quindi Angela Gioia, Gioia Angela, vabbè, ci sono. Ecco, non dice, il testo non dice e Maria disse, avrebbe usato un altro termine, leggo, ma Maria andò ad angelizzare. Che importanza, che il messaggio è importante, qualcosa di straordinario. Diventa l'angelo che va ad annunciare le cose. Nella Bibbia è piena di angeli che portano le buone notizie, e Maria viene qui portata, eletta, se vogliamo dire, viene investita di questo compito di portare la notizia per eccellenza, se permettete. E poi Maria è andata, quindi si è angelizzata ed è andata a dire agli altri quelle cose che erano successe. Certo, mancava Tommaso, poi il Signore fa, diciamo, un servizio particolare per Tommaso. Cioè, mi piace sottolineare questa grande bontà di Gesù, di Cristo risorto, che non dice: oh Signore, io sono risorto, ma stiamo scherzando, Com'è che non si... No, che lavora affinché ciò che è incredibile diventa credibile, perché è incredibile. Ciò che è incredibile per noi possa diventare integrato e credibile alle persone, perché è veramente incredibile. E questo è quello che ha fatto Gesù. Ho preso questi spunti perché vorrei dire che ognuno di noi
può essere un angelo per portare buone notizie agli altri. Ognuno di noi ha l'opportunità di ascoltare la voce privata di Gesù per te. In Apocalisse viene detto che chi conosce il Signore gli viene data una pietruzza bianca con nome scritto. Ne abbiamo parlato qualche volta, mi pare. Bene. E quello è il nome con cui ti chiama Cristo. Quello è il nome con cui il Signore ha dialogo con te. Quello è il nome con cui il Signore Gesù ti fa sentire parte sua e Lui parte di te. Questo avvicinamento, laddove i legami di appartenenza sono stati forse fracassati, fantomati, oppure doloranti, oppure umani, il Signore ci accoglie, il Signore ci mette in piedi, il Signore ci parla e ci parla in modo privato, in modo personale, affinché noi possiamo dire: Maestro mio, guidami. Quando il Signore farà il trattamento personalizzato con Tommaso, Tommaso sarà ancora più forte, dicendo: Dio mio, Signore mio. Vedete ancora qui il mio, l'appartenenza, il ritrovarsi. Tommaso che ha difficoltà anche perché avevo qualche problema, penso di... No, se io non sono sicuro, no. Ma quando il Signore va a restaurare, si presenta e gli dice: sono qui, allora lui lo dice: Dio mio e Signore mio. Io spero che ognuno di voi possa dire: Dio mio e Signore mio. Che ognuno di noi possa sentire questa particolarità del Signore, questa intimità, questa personalizzazione del dialogo interiore con Lui. Abbiamo bisogno di trovare queste risposte a livello spirituale affinché tutto il resto trovi equilibrio nella nostra vita. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo perché al di là della nostra umanità ci hai creati in modo tale da poterti conoscere e da poter guarire dentro di noi dei bisogni che nessun altro può guarire. Ti ringraziamo, Signore, perché come hai detto tu alla croce tutto è compiuto. Noi non abbiamo bisogno di fabbricare nulla. Noi non abbiamo bisogno di inventarci nulla. Noi abbiamo bisogno soltanto di accogliere l'opera tua, riconoscerla, lasciarci perdonare da te, ma anche lasciarci riempire da te, lasciarci guidare da te. Fa che possiamo essere come Maria Maddalena, che la prima parola di identificazione di te, Signore, è stata Maestro mio. Fa che noi possiamo essere maturi, possiamo essere tuoi discepoli, tuoi alunni, per poter dire immediatamente: Signore, ti ho incontrato, Maestro mio, insegnami la via che devo percorrere. E Signore, tutti noi abbiamo bisogno di dirti Maestro nostro, che tu possa ancora accompagnarci nel cammino per imparare ancora di più, per essere ancora più buoni, per essere ancora più amorevoli, per essere ancora più pronti ad accogliere noi stessi e gli altri, affinché noi possiamo essere ancora una volta maggiore luce e maggiore sale di questa terra. E fa che anche noi possiamo essere tuoi angeli, andare ad angelizzare coloro che hanno bisogno di una buona notizia, coloro che hanno bisogno di una buona informazione, coloro che hanno bisogno di sapere che c'è una speranza intrinseca per loro. Signore, ti voglio pregare di benedire ognuno di questi cari che sono qui, di benedire anche le famiglie che sono presenti, di benedire questa città,
e fa che la tua parola possa raggiungere ognuno che ne ha di bisogno. Signore, grazie perché ci hai dato il pregio di averti nella nostra vita come Cristo risorto. Gloria a te, Signore. Amen. Grazie Gaetano, sempre illuminanti le parole che il Signore mette nella tua mente. Salutiamo allora adesso tutti quelli che ci hanno seguito da casa, continuiamo il nostro momento di lode con il canto 111, questa canzone. Tu hai preso la mia vita in mano tua e giorno dopo giorno l'hai trasformata in qualcosa di nuovo. Tu hai fatto per me quello che nessun altro poteva fare. Tu mi hai donato vita eterna ed io con tutto il mio cuore questa canzone la canto per te, mio Signore, per te che hai dato il figlio tuo, che mi hai amato prima che ti amassi io, quando ero stanco e lontano da te. E nel più semplice modo che io conosco voglio dire